hanno provato a sfondare una finestra, un balcone con un sasso, però il balcone è murato a parte opposta perché c'è una vetrinetta. E poi sono rientrati su questa finestra che è chiusa, i balconi sono in plastica, non sono sicurezza, hanno sfondato la vetrata, sono entrati, hanno distrutto la cassa per cercare soldi ma non hanno trovato niente. Poi sono andati in cucina, hanno rovistato sul cassetto dei coltelli, hanno preso degli attrezzi per aprire le macchinette, hanno aperto la parte sotto, hanno visto che non c'erano soldi, sono rientrati in cucina e hanno roviscato nelle mie cose e hanno preso dei coltelli, hanno portato via 4-5 coltelli. È il racconto del titolare della birreria alla Cricca in piazza Redentore, nella frazione di Povolaro di Due Ville, una delle attività che qualche notte fa è stata presa di mira dai ladri che hanno sfondato la finestra con un mattone. Non ho sentito niente, è questo che mi dà fastidio, perché non ho sentito niente. Nella stessa notte anche la gelateria lungo la stessa via è stata visitata dai ladri. Ho trovato la porta e vetrina spaccata. Si hanno rubato il cassetto con le monete perché l'incasso non lo lasciamo mai. E non c'è più sicurezza, diciamo, arriviamo con l'attenzione. Sì, sono un po' delusa, tremo quando arrivo. Anche la vicina gioielleria giovedì in orario di apertura aveva subito un furto. 2 donne erano entrate con la scusa di farsi mostrare dei gioielli dai titolari per acquistarli. Li hanno distratti, riuscendo a nascondere in borsa un rotolo con i monili e andarsene con un bottino di svariate migliaia di euro, fatti sui quali indagano i carabinieri della compagnia di Tiene che hanno recuperato le immagini del sistema di videosorveglianza. Ma non solo i negozi, negli ultimi mesi ad essere nel mirino anche le abitazioni, da qui l'appello del sindaco. In quest'ultimo periodo sono stati segnalati parecchi furti in abitazione, questo sì. Noi come amministrazione comunale, come tutti, cerchiamo di chiedere alle forze dell'ordine di aumentare i controlli nel territorio. Lasciatemi però anche dire che finché non ci sarà una vera riforma della giustizia in Italia e che quindi ci siano gli strumenti anche da parte delle forze dell'ordine e della magistratura di poter punire chi compie questi reati, noi tutti, forze dell'ordine comprese, avremo le armi spuntate.